Il Consiglio Comunale di Favara approva il piano triennale per le opere pubbliche 2022-2024 e l'elenco annuale dei lavori anno 2022. Nella seduta di ieri sera, con un inizio scoppiettante e urlato per alcuni contrasti tra diversi consiglieri sull'opportunità o meno del rinvio, si è trovata l'amalgama e il piano triennale, con 3 emendamenti presentati, 2 dell'opposizione e 1 della maggioranza, è stato votato all'unanimità dei presenti, ovvero 22 su 24 consiglieri. Il punto, già inserito nella precedente seduta, era stato accantonato su richiesta di 10 consiglieri comunali di opposizione per inserire nell'elenco alcuni progetti importanti che, se non inseriti, hanno detto, potevano andare persi. Il primo emendamento comprende 2 progetti, quello sulla manutenzione straordinaria e l'adeguamento del palazzetto dello sport per un importo complessivo di oltre 600.000 euro e quello per i lavori di adeguamento della palestra del plesso scolastico di via Agrigento per un importo complessivo di circa 400.000 euro. Il secondo emendamento prevede lavori di recupero, manutenzione straordinaria ed adeguamento dell'edificio comunale di via Beneficenza Mendola per un importo complessivo di 800.000 euro. Infine, il terzo emendamento con 3 progetti. Il primo per lavori di adeguamento degli impianti antincendio, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione energetica dell'Istituto Comprensivo Guarino per un importo complessivo di circa 770.000 euro. Quindi un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale per un impianto complessivo di 150.000 euro e la realizzazione di un museo multimediale presso il Castello Chiaramonte per 180.000 euro. Unanimità trovata anche per l'approvazione della proposta di deliberazione che istituisce ed attiva i cosiddetti parcheggi rosa da riservare alle donne in gravidanza e non solo. Niente da fare per la proposta di integrazione della delibera del Consiglio Comunale numero 18 del 2021 per l'approvazione del regolamento del canone patrimoniale unico, ovvero di quella tassa che sostituisce la TOSAP per l'occupazione del suolo pubblico per fiere e mercati. Al momento del voto solo 11 i consiglieri presenti, con gli altri 11 che hanno preferito abbandonare l'Aula con la conseguente caduta della seduta per mancanza di numero legale. Numero legale ancora insufficiente per la ripresa della seduta dopo un'ora, con solo 4 presenti, con il Consiglio Comunale che è stato quindi aggiornato a questa sera.